Grazie, anch'io devo chiedere scusa a mia madre perché mi ha detto mi raccomando questa volta cerca di essere puntuale e ovviamente insomma è successo qualcosa e siamo arrivati dopo, però ripeto era un incontro importante che va del destino anche della nostra città, in particolare dello stabilimento di Ilva e di Piaggio. Credo che oggi trovarsi tutti qua non solo per portare un segnale di attenzione nei confronti del mondo femminile, delle donne impegnate nella società, in politica, nel lavoro da tutte le parti, ma anche per il lavoro che viene svolto dal CIF e che spesso non viene conosciuto dai più, e comunque è utile e importante perché bisogna ricordarsi che la base fondamentale è la famiglia e la comunità locale, il fatto che la solidarietà non si predica ma si pratica, nel senso che oggi tutti parlano di tante cose ma poi purtroppo soprattutto nelle nostre città tante persone magari rimangono sole. Questa è una società, quella di oggi, dove molto spesso ormai si usano i social, si usano tante tecnologie che fanno perdere i rapporti umani. Sono utilissime, però bisogna pensare sempre, quando si ci rivolge con un'altra persona, a un altro soggetto, a desideri, amori, a magari anche dei problemi, e quindi credo che Genova, la storia della nostra città, abbia sempre insegnato che prima di tutto bisogna cercare di essere solidari col proprio vicino di casa e fare comunità, una comunità accogliente, se prima di tutto si comprende anche le manchevolezze vicendevolmente e si cerca di aiutare quelle famiglie, quelle persone che magari oggi sono in difficoltà e che magari domani potranno anche portare un beneficio poi alla nostra Genova, che tutti e ho visto anche in questa sala che nel momento si sono fatti vari brani, poi quando c'è stato un brano che ricordava un momento toccante della nostra città, dove dopo la seconda guerra mondiale è stato demolito un quartiere, è stata cambiata, c'è stata una trasformazione, però sentivo tanti vociare, ma non perché non stavano a sentire, ma perché canticchiavano la canzone, perché lo spirito di Genova è questo: noi guardiamo il futuro tenendo conto delle nostre radici e pensando che comunque magari a Genova si litiga, si mugugna tra un quartiere e l'altro, ogni tanto ci si prende anche un po' in giro, ma c'è uno grande spirito, uno spirito che ci ha aiutato tante volte a risollevarci da tante difficoltà. Negli ultimi anni ce ne sono state molte, in passato anche, e Genova si è sempre rialzata perché ha questo grande spirito che penso che il CIF interpreti ogni giorno, perché vuol dire quello che torno a dire: dobbiamo stringerci intorno alle cose importanti, ognuno può pensarla come vuole, ma quando c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa bisogna dargli una mano e cercare di andare avanti assieme. Grazie, buona festa delle donne, ringrazio tutti per quello che state facendo e spero anch'io di portare il mio piccolo contributo a questa bellissima comunità. Grazie. Allora, Rixi, una grande giornata di musica, una grande giornata di contenuti soprattutto, tutto nel nome del CIF. Sì, una bellissima giornata per raccontare le attività del CIF, per onorare la figura della donna nella società e per ricordare che la musica lega e che i legami sono importanti, soprattutto i legami umani in una società, in una comunità, e quindi aiutare le altre persone con un vero spirito di solidarietà è quello che fa il CIF, lo fa ormai da 80 anni. Impegnando le donne nella società, in particolare per aiutare quelle famiglie o quelle situazioni in cui magari la mano pubblica non riesce a arrivare e c'è bisogno di qualcosa di più, e qualcosa di più è il volontariato femminile che ha dato a Genova, ma non solo, una mano a tantissime famiglie e a tantissime persone che avevano bisogno di aiuto. Forte l'appello ai legami, forte l'appello alla genovesità. Sì, tantissimo, si è visto anche durante l'esibizione, ci sono stati bellissimi pezzi di Paganini, ci sono stati brani famosissimi, ma poi il vociare con la gente che canticchiata è venuta fuori con la musica di Cœlia, una canzone genovese che ricorda una collina che viene demolita dove c'era la casa di Paganini, dove oggi ci sono i palazzi della regione.
dopo la seconda guerra mondiale, è un pezzo di cuore della genovesità che rimane lì e che credo che unisca moltissimo la tradizione e la storia della nostra città che ha sempre litigato, e a Genova si dice si mugugna, si bisticcia, però poi alla fine nei momenti di bisogno è una città unita che sa rimboccarsi le mani, che sa aiutare, sa rialzarsi. Lo si è visto in tutte le tragedie che purtroppo hanno colpito questa bellissima città, una comunità che storicamente ha creato le prime istituzioni anche di solidarietà nei confronti dei poveri, dei bisognosi, di chi magari aveva bisogno. Vice Ministro Edoardo Rixi per Truman TV Monte Carlo. Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti. Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, Evidence è rivoluzione, Evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari, si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Il nuovo Smart Container potrà viaggiare per il mondo e riprodurre messaggi pubblicitari digitali, offrendo una visibilità unica e un nuovo strumento di promozione per i clienti inserzionisti. La nostra piattaforma Evidence Display offrirà ai clienti la possibilità di acquistare visibilità con la stessa facilità di accesso di Facebook, mostrando le inserzioni in luoghi non convenzionali con modalità mai realizzate in precedenza. Ma il modulo che abbiamo progettato non è solo questo. L'autonomia energetica che abbiamo creato ci dà la possibilità di inserire una nuova tecnologia nel container attraverso il GPS, con sensori di temperatura e umidità, microcamere per il controllo del carico e degli esterni, oltre alla possibilità di sigillare le porte con una serratura elettronica, in grado di aprirsi manualmente solo con il codice segreto o da remoto, così da minimizzare furti e manomissioni. Ma quanto vale il mercato dei container? Sono oltre 40 milioni i moduli Teo in circolazione nel mondo e spostano ogni giorno il 97% della merce che acquistiamo. Via mare o via terra, da che sono stati inventati hanno preso il sopravvento del mercato grazie alla semplice introduzione della loro misura standard. Oggi questo standard viene rivisto da Evidence che lo evolve e lo porta nel futuro. Evidence produce i nuovi container Smart ISO e aggiornerà i vecchi installando la tecnologia brevettata. Evidence noleggia gli Smart Container ISO e lo fa rivoluzionando il mercato. Propone infatti una inedita forma di contratto. Finché il container è in viaggio, il costo di noleggio per l'armatore è pari a 0. Evidence Display è la piattaforma digitale online che vende e gestisce gli spazi pubblicitari, consentendo agli inserzionisti di costruire e controllare le proprie campagne pubblicitarie nel mondo. Il software controlla da remoto gli schermi e ne comanda le impressioni in base agli ordinativi pubblicitari. Evidence inoltre propone l'assicurazione specializzata per proteggere gli Smart Container ISO, così da tutelare al meglio il cliente nell'affitto e nella copertura di eventuali danni. Infine, Evidence Analysis è il software specializzato nell'analisi dei dati raccolti dai container in giro per il mondo, che registra ogni evoluzione nella blockchain. Queste informazioni saranno rese disponibili per i clienti che potranno così monitorare in tempo reale le proprie spedizioni e conoscere al meglio i propri flussi per poter compiere le migliori scelte per il proprio business. I dati in nostro possesso sono davvero incoraggianti e prevedono una progressione di fatturato davvero significativa, per non parlare delle possibili evoluzioni che Evidence promette.
La tecnologia che abbiamo sviluppato potrà essere impiegata per i manifesti pubblicitari analogici in giro per il mondo, trasformandoli in digitale. I servizi assicurativi potranno assicurare non solo gli smart container ISO, ma anche la merce trasportata e le navi. La nostra tecnologia potrà interagire con i mezzi di movimentazione di container in banchina, totalmente robotizzati ed autonomi, oltre a fornire le basi per lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale per prevedere il migliore carico di una nave o la disposizione dei container in banchina, per massimizzare la velocità di spostamento delle unità. Infine, le numerose informazioni conservate nella blockchain di Analysis saranno uno degli strumenti importantissimi per gli analisti finanziari e trader, che dai dati di flussi di merci potranno trarre previsioni sui future e sulle materie prime. Ma il futuro sarà sempre più smart e green. Il nostro container smart produce più energia di quella che consuma e le batterie interne consentono uno stoccaggio energetico per poter funzionare anche di notte, senza compromettere la capacità di carico. Quando i container sono in navigazione o fermi in un polo logistico, gli schermi non sono attivi, ma viene ugualmente prodotta energia. Ogni smart container ISO può generare circa 2 kWh, potendo così facilmente disporre di una piccola centrale fotovoltaica, che in futuro potrà rivendere l'energia alla nave, alla banchina o alla rete pubblica, massimizzando i guadagni e generando ulteriore valore aggiunto salvando l'ambiente. Evidence. Logistic and ADV run together.